Il centro di medicina con la nuova struttura a Mestre è punto di riferimento in Veneto per la procreazione medicalmente assistita. Con 20 anni di esperienza è tra le prime 25 realtà in Italia e a eseguire oltre 500 cicli all'anno. Grazie ai medici altamente specializzati e laboratori tecnologici, la presa in carico della coppia in cerca di un figlio è veloce e accurata. Il percorso che affrontano le coppie è un percorso molto delicato e ci vuole quella sensibilità. Questa struttura qui ha tutti questi requisiti per poter ospitare queste coppie per il loro percorso. E quindi questi 20 anni di esperienza riportano sia la parte tecnica e quindi medica, ma anche quella di star bene, di sentirsi bene delle coppie che siano a loro agio. Oggi la genitorialità si cerca in età sempre più avanzata, con conseguenti difficoltà legate al concepimento, e la PMA aiuta le coppie a superare la barriera dell'infertilità in maniera sicura ed efficace. I 35 anni sono quello che ci fa passare da una buona fertilità, che poi quella umana non è estremamente buona, a una fertilità che si compromette sempre di più. Anche con i nostri aiuti, se siamo sotto i 35 anni, riusciamo a dare un 85% di possibilità di successo di avere un bimbo in braccio. Sopra questa età, questa percentuale non si raggiunge più. In Italia però le nascite sono in calo, il tasso di fertilità ha raggiunto il minimo storico dal baby boom degli anni 60. Dal baby boom al baby boom, perché siamo passati circa da 1 milione di nati a meno di 400.000. Ormai siamo dopo la fine del Covid e siamo passati a circa 380.000 nascite a livello italiano, quindi un numero molto esiguo. Negli anni 60 2,7 figli per donna, oggi siamo passati a meno di 1,2, 1,18, il livello più basso mai osservato. Ma accanto a questo abbiamo anche un altro record, quello di fare figli, il primo figlio sempre più tardi. L'età media ormai è quasi vicina ai 32 anni.